Michele di Mestre è in lutto per la scomparsa di Flavio Scarpa, titolare di una storica gastronomia. Ha perso la vita in un incidente stradale con la moto a Trivignano, aveva 61 anni. Superbonus, continuano le segnalazioni di contenziosi tra cittadini e imprese. Un pensionato mestrino denuncia un'aggressione per aver chiesto indietro la caparra di un lavoro non eseguito. Il veneziano Beppe Caccia non condivide l'allarme lanciato dal prefetto Zappalordo sui troppi migranti. Lunedì si preannuncia un'infuocata audizione alla Camera delle organizzazioni non governative. Dal carburante alle bollette di luce e gas, con l'inflazione crescono le spese obbligate per le famiglie venete che sfiorano ormai il 60% delle uscite mensili. Illustrati in Commissione Cultura i lavori svolti a protezione della Basilica di San Marco con il contributo regionale di 1.100.000 euro. Il programma è stato approvato all'unanimità. Tra quelli attivi a Venezia 2 artigiani su 3 vivono in città, un rapporto che in Laguna non esiste per nessuna categoria economica. L'appello di Confartigianato salvando il settore, si salva la città. Malamocco lancia la sfida per entrare nel Guinness dei primati del mondo. Martedì è stato firmato il contratto ufficiale con Londra. 400 volontari cucineranno 20.000 cozze. Buonasera, ben ritrovati. Edizione di Venezia dei telegiornali di Antenna 3. Cominciamo, lo avete sentito, con la cronaca, perché il mercato di San Michele di Mestre è in lutto per la scomparsa di Flavio Scarpa. Titolare di una storica gastronomia, ha perso la vita in un incidente stradale con la moto che si è verificato a Trivignano. Aveva 61 anni. Ha perso il controllo della moto lungo la Castellana, a Trivignano, finendo fuori strada contro un palo dell'illuminazione pubblica. Nonostante i soccorsi, il medico del SUEM ha dovuto dichiarare il decesso di Flavio Scarpa, 61 anni, titolare di una gastronomia frequentata da generazioni di mestrini al mercato San Michele. I vigili del fuoco hanno messo la strada in sicurezza, mentre la polizia locale deviava il traffico ed eseguiva i rilievi del sinistro. Erano da poco passate le 21, in molti stavano ancora rientrando a casa. Io ho visto la moto che era lì addosso al palo, lì ci avevano fermato con le macchine, sono stato fermo circa un quarto d'ora e dovevo entrare di qua perché abito qui e quindi mi hanno fermato, ho guardato, ho visto la moto e... Al mercato la saracinesca della gastronomia è abbassata, 2 mazzi di fiori, uno deposto dall'assessore al commercio Costalonga e il cordoglio dei colleghi ancora increduli. Una brava persona, abbiamo fatto l'asilo assieme. Addirittura, quindi eravate amici da lunghissima data? Sì, madonna, ci conoscevamo, era amico con il defunto e anche con suo figlio Davide. Ieri l'ha visto? Alle 7:30, che l'ho salutato, dopo sono andato a casa. Io l'ho visto ieri mattina perché appunto mi hanno detto anche altri colleghi che è rimasto qui fino al pomeriggio e quindi è stato proprio un colpo al cuore, così dall'oggi al domani. È un nostro collega da tanti anni e veramente quello che è successo è una disgrazia per tutto il mercato, è un dispiacere per tutti. Stamattina la notizia dell'incidente non si era ancora diffusa a Mestre e in molti al mercato erano arrivati per fare la spesa da Flavio, come sempre. Passavo, lo conoscevo di vista, l'ho visto qualche volta e mi hanno detto adesso che ieri sera ha sbandato a Trivignano. Noi veniamo sempre a fare la spesa, è una cosa sconvolgente, a dir poco, povero veramente. Come se lo ricorda? È una persona gentilissima, gentilissima. Cambiamo pagina, parliamo di superbonus perché continuano le segnalazioni di contenziosi tra cittadini e imprese. Emblematico l'ultimo caso, quello di un pensionato mestrino aggredito per aver chiesto la restituzione della caparra a fronte di un lavoro non eseguito. Ha chiesto più volte la restituzione delle 2 caparre da 2.500 euro l'una versate ad un'azienda del Milanese per lo studio di fattibilità del superbonus 110% in 2 appartamenti, uno a Marghera, l'altro a Mestre. All'ennesima rimostranza l'uomo, un pensionato mestrino, è stato preso a botte. A raccontare l'episodio è la DICO, l'associazione all'ufficio legale della quale l'uomo si è rivolto. L'ultimo addirittura ha finito con un'aggressione perché il socio che si è rivolto all'Adico è andato dall'impresa a chiedere i soldi indietro perché questo non ha mai iniziato i lavori o continuava a tardare l'esecuzione delle opere previste, a tal punto che si è arrivati a un'aggressione dove il socio si è rivolto a noi perché ha subito appunto questa aggressione da parte
dell'impresario. Nell'aggressione il pensionato ha riportato piccole lesioni certificate all'ospedale di Mestre. L'episodio, accaduto a fine dicembre, è la punta dell'iceberg della difficile situazione nella quale si sono trovate diverse famiglie alle prese con i numerosi contenziosi sul superbonus. E soprattutto sono persone che hanno versato soldi ad imprese o a liberi professionisti e questi non si sono mai visti oppure hanno iniziato a tardare i lavori venendo meno nelle tempistiche previste. Ci sono decine di committenti, denuncia Adico, che nella speranza di riuscire a riqualificare dal punto di vista energetico la propria casa ora rischiano di perdere la caparra per studi di fattibilità mai effettuati, spesso in seguito ai rincari dei materiali. Il consiglio è di prestare massima attenzione alla redazione del contratto. Almeno quando si decide di redigere il contratto, di prevedere anche delle clausole ben chiare su quelle che sono anche le tempistiche e le penali. Il veneziano Beppe Caccia non condivide l'allarme lanciato dal prefetto Zappalorto in tema di migranti e anzi chiede che il decreto Piantedosi venga immediatamente ritirato. Lunedì si preannuncia un'infuocata audizione in Parlamento alla Camera delle organizzazioni non governative. Per il veneziano Beppe Caccia, coordinatore della missione di Mediterranea Saving Humans, i posti per i migranti che arrivano in fuga dalla guerra nella nostra città e provincia possono e devono essere trovati. Non esiste perciò a suo dire alcun allarme, anzi la richiesta chiara è che il decreto Piantedosi venga immediatamente ritirato e lunedì sarà battaglia, dialetticamente parlando, a Montecitorio. E lunedì come Mediterranea Saving Humans, insieme alle altre organizzazioni non governative, saremo a Montecitorio alla Camera dei Deputati per essere ascoltati dalle commissioni parlamentari che stanno discutendo la conversione in legge del decreto Piantedosi. Andremo davanti alle commissioni a chiedere che questo decreto sia ritirato. Secondo Mediterranea le norme esistenti sono già chiare. Il decreto viene giudicato solo punitivo. Le nostre navi rispettano rigorosamente il diritto internazionale e le leggi italiane e non c'è nessun motivo di aggiungere un decreto punitivo a questa cornice normativa. Bocciata in pieno la linea intrapresa dal governo in carica. Il governo è passato dalla linea dei porti chiusi a quella dei porti lontani. L'obiettivo rimane però sempre lo stesso, cercare di ostacolare, impedire l'attività civile di soccorso nel mare Mediterraneo centrale. Una strategia pericolosa, una strategia che rischia di aumentare il numero delle vittime in mare, ma che ha soprattutto l'obiettivo di lasciare il campo libero alle milizie di Tripoli. Ora veniamo all'economia. Dal carburante alle bollette di luce e gas, con l'inflazione crescono le spese obbligate delle famiglie venete che sfiorano ormai il 60% delle uscite mensili. Tra il 2021 e il 2022 le spese appunto cosiddette obbligate della famiglia media veneta sono aumentate del 17,2%. A causa dell'inflazione anche in Veneto spendiamo di più, portiamo a casa meno beni, la gran parte della spesa, quella per cibo, carburante e bollette, la facciamo per vivere, per raggiungere e tornare dai luoghi di lavoro. Secondo una stima dell'ufficio studi della CGA, nel 2022 una famiglia veneta media ha speso 2.153 euro al mese, di cui ben 1.257 di acquisti obbligati, irrinunciabili. 312 euro per benzina o gasolio e spese sui mezzi pubblici, 453 euro per la manutenzione della casa, le bollette di luce e gas e le spese condominiali e infine 493 per il cibo e le bevande analcoliche. I rincari dell'anno scorso hanno fatto crescere l'incidenza di questi acquisti obbligati di quasi 4 punti percentuali rispetto al 2021. Ormai la spesa obbligata sfiora il 60% di quella totale e questo nuovo stile di vita
imposto in particolar modo dal rincaro dei prezzi della benzina e del gas, sta avvantaggiando la grande distribuzione e il commercio online, a scapito dei piccoli negozi di vicinato e delle botteghe artigiane. Se tra il 2021 e il 2022 le spese obbligate della famiglia media veneta si sono incrementate oltre il 17%, quelle complementari languono. Si ipotizza infatti che negli ultimi 2 anni la spesa mensile per abbigliamento, calzature, mobili, tempo libero, ristorazione, eccetera, sia stata di 895 euro e più o meno in un'unica direzione, se è vero che grande distribuzione e vendite online hanno registrato risultati positivi, mentre attività commerciali e artigianali di piccola dimensione hanno visto peggiorare la propria condizione economica. Dopo l'acqua alta eccezionale del novembre 2019, la Regione Veneto ha destinato il contributo di 1.100.000 euro per sostenere i lavori a tutela della Basilica Marciana. In Commissione Cultura della Regione il Proto Piana ha illustrato quanto è stato fatto e il programma è stato approvato poi all'unanimità. La Commissione Cultura della Regione Veneto ha approvato all'unanimità gli interventi fatti alla Basilica di San Marco e finanziati con un importante contributo della stessa Regione di 1.100.000 euro. L'illustrazione del proto della Basilica di San Marco, architetto professore Mario Piana. L'audizione con la sesta Commissione Cultura della Regione è stata fatta per chiudere anche formalmente l'intervento che è stato compiuto dalla Procuratoria di San Marco grazie a un generoso contributo della Regione di 1.100.000 euro. E l'incontro è stata l'occasione per illustrare un po' tutti gli interventi fatti, tutti relativi ai problemi nati e dovuti alla grande invasione dell'acqua alta del novembre del 19. Grazie ai fondi regionali sono state compiute azioni preziose e fondamentali anche per la tutela di alcuni degli altari, dei mosaici e della pavimentazione della cattedrale di San Marco. Sono stati illustrati un po' gli interventi principali e alla fine dell'audizione la Commissione ha votato all'unanimità accettando quello che è stato fatto con il contributo relativamente a primi interventi d'urgenza sulla pavimentazione, sui marmi, sulle varie parti che erano state danneggiate fortemente, poi anche su 2 interventi più radicali, più importanti. Il primo relativo ai 2 altari rinascimentali di San Paolo e di San Giacomo, il secondo ai mosaici che stanno all'interno della tomba Faliero. Tra quelli attivi a Venezia, 2 artigiani su 3 vivono in città, un rapporto che in Laguna non esiste per nessuna categoria economica. Per questo, dice il direttore di Confartigianato Venezia, salvando il settore dalla crisi si salva la città. Anche l'ultima legge di bilancio si è dimenticata completamente sulle agevolazioni del trasporto acqua, ma ha parlato solo di trasporto su gomma, è già capitato in passato e purtroppo ci si dimentica di questa particolarità e di fragilità che ha Venezia. Venezia viene spesso ricordata per le immagini da cartolina, un po' meno quando si tratta di abbandonare i luoghi comuni e occuparsi delle sue esigenze e particolarità. Esigenze che sono oramai il salvataggio di un tessuto sociale ed economico a forte rischio sgretolamento, a partire da quello che era il suo fiore all'occhiello, l'artigianato. Io vi ricordo che tutto il comparto artigiano sta fuggendo da Venezia, cioè non si può più aspettare su questo fronte. Quindi il fatto che gli artigiani fuggano da Venezia è sia un problema economico, è un problema del tessuto artigiano, delle botteghe, ma è anche un problema sociale. Io ricordo che si parla tanto di spopolamento a Venezia, io ricordo che il comparto artigiano 2 su 3 vivono a Venezia degli artigiani, è l'unico, nessun altro comparto ha questi numeri. La crisi dei maestri vetrai con la decuplicazione delle bollette del gas è diventato un emblema nazionale della folle corsa al rincaro dell'energia. Gli aiuti regionali e nazionali hanno funzionato, ma sono finiti e la situazione non è risolta. Matteo Masat, direttore della Confartigianato Veneziana, è impegnato sul campo a difendere un patrimonio che deve essere aiutato e incoraggiato se se ne vuole salvaguardare l'esistenza. C'è questa iniziativa che nasce ancora dalla legge 351 sull'artigianato, che è appunto il maestro artigiano, che dà la possibilità ai nostri artigiani ritenuti maestri, dopo aver determinati requisiti, di avere in bottega degli apprendisti
degli apprendisti in maniera agevolata. Ecco, io spero che la Regione continui su questa linea, perché forse questo è il modo migliore per poter fare in modo che ci sia questo proseguimento, questo passaggio generazionale. Questa mattina di buon'ora Monsignor Francesco Moraglia ha guidato il pellegrinaggio mariano per le vocazioni al Lido di Venezia, un appuntamento ritornato dopo il Covid con cui il patriarca Francesco ha ricordato Giulia Ramelli, uccisa da una valanga. Nel primo pellegrinaggio mariano del 2023 per le vocazioni, guidato questa mattina dal Patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia, con partenza dalla Chiesa delle Suore Bianche di Clausura, recita del Rosario lungo la strada e arrivo nella Chiesa di Sant'Antonio del Lido di Venezia per la Santa Messa, il Vescovo Francesco ha rivolto un suo personale pensiero a Giulia Ramelli, la 34enne maestra di sci veneziana, tragicamente scomparsa. Non è ancora stata fissata intanto la data dei funerali ed è stata aperta, atto dovuto della Procura, un'inchiesta. Quindi una preghiera particolarmente per Giulia, per i suoi familiari, per le persone che li hanno voluti. Questa forza, questa energia che è espressione di umanità deve anche misurarsi sempre, come nel caso della carissima Giulia, anche in modo drammatico, con una rottura di questa energia, di questa forza. Possiamo dire che in questi casi in cui chi ha fatto dell'energia fisica un qualcosa di eccesso, di eccellente nella sua vita, ecco, ci ricordiamo proprio che la vita è un dono e che è un dono che bisogna vivere bene con umiltà e anche con gratitudine al Signore. Un pensiero, quello del Patriarca Francesco, che arriva al termine di un pellegrinaggio molto intenso e sentito. Gli incontri mensili hanno proprio questo scopo, riscoprire il nostro essere Chiesa e nello stesso tempo affidare alla Madonna, la mamma di casa, al volto materno della Chiesa, quelle che sono le cose che ci stanno più a cuore, ecco. In città a Venezia fervono i preparativi per la prossima edizione del Carnevale, primo dei grandi eventi in laguna per il 2023. E sarà un carnevale diffuso tra Calli e Campielli, ma anche in terraferma e in tutta la città metropolitana. Il conto alla rovescia è iniziato. Venezia si prepara così a vivere il Carnevale 2023, che ritorna quest'anno in pompa magna, senza più l'incubo così pressante del Covid. Il direttore di Vera, che ha la regia della festa come braccio operativo del Comune di Venezia, Fabrizio Doria, ci porta dentro i preparativi e le attese. Take your time for the original science, e questo è il tema del Carnevale di Venezia per l'edizione 2023. Mancano 3 settimane, questo è il tema scelto dal direttore artistico Massimo Checchetto, scenografo della Fenice. Teatrini che riempiranno i campi di Venezia, le piazze e le strade di Mestre, di Marghera e di tutta la terraferma veneziana, ma anche le isole. Una manifestazione pensata per tutti i gusti, per tutte le età, con una fortissima attenzione ai bambini, un grande ritorno delle sfilate di carri, questa è una tradizione che nasce da Campalto ma che oggi abbiamo diffuso su tutto il territorio, ma anche i carri di Burano. Sarà il primo grande evento a Venezia del 2023. Il primo weekend è dedicato all'acqua, con 2 manifestazioni sul Canal Grande che verranno presentate nel dettaglio nei prossimi giorni, una sfilata sabato sera e il corteo delle remiere la domenica mattina e tantissime altre sorprese. Tra gli appuntamenti in cartellone sicuramente da non perdere uno spettacolo notturno, 2 spettacoli al giorno, il primo il venerdì 10 fino a domenica 12 e poi tutta la settimana grassa da giovedì 16 fino a martedì 21, un grande successo, l'opportunità di visitare l'Arsenale e anche di vivere un'emozione piena di sorprese. Fin qui il Carnevale, invece l'associazione Gruppo Bevanda di Malamocco ha lanciato questa singolare sfida per entrare nel Guinness dei primati. Martedì è stato firmato il contratto ufficiale con Londra che certifica questo tentativo che coinvolgerà 400 volontari. Appuntamento sabato 22 luglio a Malamocco. Andiamo a sentire di cosa si tratta.
Malamocco punta a battere un record del mondo davvero unico e originale: cucinare 20.000 cozze gratinate al forno. Il gruppo Bevanda Malamocco lancia il guanto di sfida, che poi sarà verificato da un giudice che arriverà appositamente da Londra. Appuntamento a sabato 22 luglio, ma i preparativi sono già partiti. È il primo record che viene fatto in Comune di Venezia. Noi abbiamo scelto questa ricetta perché è una ricetta che ci contraddistingue da sempre al gruppo Bevanda. Ci sarà la preparazione di 20.000 cozze lungo una tavolata di 200 metri a Rio Terra Malamocco, e dove il giudice della Guinness World Record di Londra conterà il numero, speriamo, effettivo di 20.000 cozze. Come si arriverà a questo numero? Si arriverà cucinando, preparando i peoci, le cozze in sede a Malamocco, e poi l'ultima gratinatura verrà data a 400 volontari del Lido di Malamocco e di Pellestrina, che daranno l'ultima cottura a casa. E Londra sono molto esigenti. Sono molto esigenti perché hanno migliaia e migliaia di domande che loro devono ovviamente selezionare ogni anno, ma soprattutto se tu vuoi un record certificato da un giudice, i parametri si restringono molto di più. Tutta la cittadinanza sarà invitata a partecipare a 2 giornate di grande festa e a concorrere al record. E abbiamo bisogno che la popolazione ci aiuti nella realizzazione di questo record. Vogliamo prima di tutto, dicevo, coinvolgere le associazioni anche per le questioni logistiche. Abbiamo bisogno degli stand, abbiamo bisogno di collaborazione, abbiamo bisogno di uomini. Il coinvolgimento partirà dalle associazioni di Malamocco, dal Comitato Festeggiamenti e da altre associazioni di Malamocco, per poi anche coinvolgere tutta l'isola di Lido e anche Pellestrina nella realizzazione di questo record. Abbiamo bisogno di braccia, di aiuto, di logistica, protezione civile. Siete fiduciosi di batterlo questo record? Noi abbiamo la certezza di battere questo record, altrimenti non ci imbarcheremo in una situazione del genere. Era l'ultimo servizio allora per questa edizione, grazie per essere stati con noi, come sempre tra poco l'edizione di Treviso. Adesso andiamo a vedere le previsioni del tempo per domani. Una buona serata, arrivederci. Rizzardo SRL, da oltre 40 anni sul territorio con professionalità, serietà e un team competente e qualificato al servizio del cliente per ogni aspetto del fine vita dell'autoveicolo. Bentrovati al meteo. Pressione atmosferica in calo, una perturbazione si avvicina al nostro territorio causando un peggioramento del tempo. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto la grafica di domenica 15 gennaio ci mostra una situazione instabile. Avremo nubi basse, foschie e locali nebbie nelle ore più fredde in pianura. Dal pomeriggio saranno poi probabili precipitazioni inizialmente deboli e discontinue, poi dalla serata più diffuse e consistenti. Limite della neve intorno a 800-1000 metri sulle Dolomiti, a 1100 metri sulle Prealpi. Ecco, sia sulle Dolomiti sia sulle Prealpi permane un marcato pericolo di valanghe, grado 3 della scala di riferimento europea. Le temperature saranno in lieve calo, minime tra -1 e 5 gradi, massime invece tra 6 e 9 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui cielo coperto, dal pomeriggio prime deboli piogge, poi le precipitazioni tenderanno ad intensificarsi. Neve moderata in montagna sopra i 600-700 metri. Temperature minime tra 2 e 7 gradi, massime intorno agli 8-12 gradi all'incirca. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. In questa domenica prevarranno le nubi e in serata arriveranno anche le precipitazioni. Saranno nevose oltre i 700 metri di quota. Temperature minime intorno a 0-3 gradi, massime sui 9-10 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Rizzardo SRL, da oltre 40 anni sul territorio con professionalità, serietà e un team competente e qualificato al servizio del cliente per ogni aspetto del fine vita dell'autoveicolo.